E dunque il primo tema è la legge elettorale. Mettiamo le carte sul tavolo, trasparenza e non perdere un secondo di tempo, come chiedono le primarie del PD e il Paese, la linea del sindaco segretario. Togliamo gli alibi a tutti, inserendo 3 modelli di legge elettorale. Sono 3 proposte su cui i partiti che stanno in Parlamento più volte hanno detto sì, ci stiamo. Bene, adesso le carte sono sul tavolo, il 2 gennaio, per cui se si vuole in 15 giorni, in un mese si può chiudere, perché il PD su queste 3 proposte ci sta. Il sistema spagnolo dei piccoli collegi che piace a Forza Italia, il Mattarellum gradito ai 5 Stelle, il sistema dei sindaci con doppio turno. Sono le 3 proposte. Garantiscono tutte un vincitore certo, governabilità per 5 anni e alternanza, dice Renzi, che propone incontri bilaterali con tutti dalla prossima settimana, per arrivare già in aula alla Camera la prima settimana di febbraio. Il 14 gennaio invece Renzi incontrerà i senatori PD sull'abolizione del bicameralismo. Adesso basta con il politichese e con le liturgie di una politica stanca. Ora chi vuole può fare le proprie scelte. Noi siamo per l'abolizione del Senato e la sua trasformazione, la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie. Grillo ci sta, sì o no? Alla riunionite, che è la malattia tipica della politica romana, sono allergico. Quindi basta con le riunioniti, è una malattia da cui si può guarire. Noi abbiamo messo carta nero su bianco le proposte del PD. Adesso vediamo chi bleffa e chi è serio.